Va ora in onda la rassegna stampa. A te la linea. Ciao Lorenzo, grazie mille, buongiorno a voi ascoltatrici e ascoltatori. Allora, ben ritrovati qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Oggi 2 novembre, giorno dei morti e rassegna stampa ovviamente sui principali fatti del giorno, principali temi di questa giornata e poi ci collegheremo con il nostro Matteo De Sio e con il segretario esteri della Lega Giovani Davide Quadri. Con loro parleremo di queste elezioni presidenziali americane ormai imminenti, ricordiamo la data del voto il prossimo 5 novembre, anche se oltre 60 milioni di elettori hanno già espresso il loro voto proprio anticipatamente, già hanno votato in queste elezioni e quindi è stato battuto il precedente record del 2020 proprio sul voto anticipato. Naturalmente apriremo anche il consueto filo diretto con voi ascoltatori, quindi intervenite come sempre chiamando allo 0292947222, 3 volte 2 finale, e scrivendo i vostri messaggi nei commenti proprio sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, le pagine Facebook, ma potete anche mandare i vostri messaggi vocali al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. E mi raccomando, quindi non superate il minuto, massimo 90 secondi nelle vostre chiamate, in modo da permettere poi al maggior numero possibile di ascoltatori di tenere i loro interventi. Se un intervento dovesse superare i 90 secondi, saremmo poi purtroppo obbligati a sfumarlo. Vi ricordo che potete seguirci sempre quindi dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB e ovviamente dalle pagine Facebook, dicevamo, di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet di radiolibertà.net, che con la nuova veste grafica ed editoriale è un vero e proprio giornale online, e poi dalle app di Radio Libertà, quindi per i sistemi operativi sia iOS che Android, e naturalmente anche dal canale YouTube. Questo per completare la panoramica dei nostri social. E vi rinnovo anche l'invito sempre ad abbonarvi, a sostenerci e quindi basta che andiate rispettivamente sulle sezioni abbonati e Dona Ora del nostro nuovo sito internet. E allora apriamo questa rassegna stampa già con la prima pagina di Libero. Vedete la polemica per le frasi della sinistra, le affermazioni della sinistra che non ha digerito questo accordo con l'Albania, ma anche poi la possibilità proprio di far stare i poliziotti italiani in questi alberghi appunto in Albania. E questo sarebbe uno spreco di risorse pubbliche. Secondo la sinistra vedremo poi che anche l'editoriale di Repubblica di oggi riprende il tema, anche tutta la prima pagina è dedicata a questa polemica. Vedete, testa coda della sinistra, hotel ai migranti sì, ma per i poliziotti no. Agenti in Albania che sono ospitati in una struttura da 80 € a notte, scoppia il caso e Lashline addirittura che afferma: "Uno spreco scandaloso". Però i suoi pagavano l'albergo ai profughi. E qui vedete anche, il riferimento invece a un'altra polemica innescata in questo caso da Rocker, da Vasco Rossi, perché lui ha sostenuto, ricordando appunto suo padre partigiano, che adesso i fascisti sarebbero di nuovo al potere. Sentite un po', il PD ha trovato un nuovo leader, Vasco Rossi, il commosso ricordo dedicato al padre che Vasco Rossi ha affidato giovedì al suo profilo Instagram ha scatenato un piccolo terremoto politico con la sinistra che, come sempre, prova ad arruolare chiunque possa contribuire a mettere in cattiva luce l'operato del governo. La storia è ormai nota. 2 giorni fa ricorreva l'anniversario della scomparsa di Giovanni Carlo Rossi, il papà del Blasco, e questo ricordo appunto ha fatto pronunciare queste parole, no, a Vasco Rossi, fatto scrivere. Vedete, ve lo apro un attimo, andiamo subito a pagina 9, se no rimane in sospeso. L'ultima spiaggia, compagni in cerca di un leader, Vasco Rossi, nuovo vate del PD, Rocker che ricorda il padre nell'anniversario della morte e attacca: "Sono tornati i nazifascisti". Pensate un po', estasi dei progressisti che in TV e sui giornali santificano il Blasco per l'opposizione a Giorgia. E quindi questo lungo post con cui appunto il rocker di Zocca ha scelto di ricordare suo padre, il 31 ottobre del '79 te ne sei andato piegato dalla fatica, e poi la frase: "Non ti sei voluto
piegare alla barbarie del nazifascismo, non ci crederai, ma sono tornati lupi travestiti da agnelli, bulli arroganti e le facce ghignanti, con i loro deliri, i loro dileggi, la loro propaganda e la stessa ignoranza. Vorremmo sapere poi a chi si riferisca esattamente, ma su questo ci torneremo. Allora, torniamo un attimo invece a pagina 1, la prima pagina di Libero di oggi, vedete poi la foto centrale dedicata a Ciccio Kim, Kim Jong-un e il patto con Putin per cambiare la guerra. Ovviamente si sta discutendo dell'invio di questi, militari nordcoreani. Ci si è anche chiesto: ma sono carne da cannone? A quanto pare ci sarebbero anche più di 1000, militari, diciamo, di quella che sarebbe l'élite proprio dell'esercito nordcoreano. Articolo di Fausto Carioti, Ciccio Kim che minaccia l'Europa, la terza guerra mondiale a pezzi, come la chiama Papa Francesco, ha appena compiuto un passo avanti verso la guerra mondiale tout court e la responsabilità principale è di Kim Jong-un, dal 2011 padrone della Corea del Nord. Se vi ricordate, sul tema avevamo letto anche un articolo proprio del nostro direttore Giovanni Sallusti, sul fatto che comunque questa partecipazione della Nord Corea implichi di fatto anche un ulteriore, diciamo, allargamento di quella faglia di questo conflitto mondiale che in realtà è già nel Pacifico, proprio per lo scontro tra Corea del Nord e comunque le tensioni con Corea del Sud e Giappone, ma questa faglia si allarga e si proietta di fatto in Europa. L'editoriale invece di Daniele Capezzone proprio sulla polemica della sinistra per questo accordo in Albania e per la scelta, la possibilità proprio di far stare la Polizia di Stato, comunque le unità che saranno impiegate dalla Polizia di Stato a sorvegliare i migranti e che quindi staranno lì in Albania in questi alberghi, e allora l'odio per le divise non gli passerà mai. Ecco, pochi giorni dopo la mancata solidarietà alla gente che stava per essere accoltellato a Verona dall'aggressore maliano, ci mancava solo una polemica greve, gratuita, sgraziata, infondata, scombiccherata contro i poliziotti in servizio in Albania. Polemica che è puntualmente arrivata contro la loro presunta sistemazione di lusso. Sentite, l'incredibile espressione è stata testualmente usata dall'edizione online di Repubblica, che consisterebbe, scusatemi, in una spesa della macchina pubblica per ciascun agente impegnato nella missione di 80 € al giorno per vitto e alloggio. Questo sarebbe insomma lo scandalo. Evidentemente, secondo i cervelli migliori del gruppo Jedi, i poliziotti in servizio all'estero dovrebbero essere tenuti a digiuno e fatti dormire all'addiaccio. Capite bene che siamo alla follia. Nei giorni pari si firmano articoli per descrivere come lager le strutture in cui staranno i migranti. In quelli dispari invece si racconta la vita degli agenti in Albania come se fossero immersi nel lusso sfrenato. C'è da chiamare urgentemente un'ambulanza, amici lettori? Qui si domanda Capezzone. No, come sempre c'è con pazienza da elaborare e smontare i meccanismi mentali perversi del progressista tipico, del piddino medio. Anche lui, in qualche intervallo di lucidità, comprende che è insensato aggredire le forze dell'ordine, ma poi qualcosa si rivela più forte di lui e lo induce, proprio a queste polemiche. Vedete qui l'editoriale di Capezzone prosegue a pagina 3, vi leggo l'altra parte, poi andiamo avanti. Qui si riprende ovviamente con il titolone, no, l'argomento centrale di questo tema: l'ossessione dei compagni nelle divise vedono il fascismo, urge uno psicoterapeuta. I Dem pensano a un agente e parte la sequenza deriva securitaria, destre, ventennio, Meloni. Veramente c'è da ridere. Questi avversari sono la miglior polizza per il centrodestra che può anche sonnecchiare. E quindi qui il catastrofico autogol. Qual è questa forza superiore che travolge il piddino medio? Si chiama ossessione, anzi potremmo definirla una sequenza ossessiva che dal poliziotto lo porta a temere, citiamo dal solito frasario dei compagni, la deriva securitaria. Eh sì, questa è un'espressione ricorrente, no, sulle loro bocche. Da lì a un attimo arrivare alla paura delle temibili destre e all'immancabile rischio fascismo. Guardate qua nelle immagini, e questo accaduto, no, in manifestazioni pro PAL, quindi nelle foto in alto alcuni manifestanti filopalestinesi che attaccano le forze dell'ordine. Qui sopra invece
ecco qui come, ci si diverte, no, a fare questi fotomontaggi che ritraggono poliziotti con teste di maiale, pubblicato sui social del rapper Fra Quintale. E insomma verrebbe da commentare Quintale invece di scemenze. Su questo poi ci torneremo, su questo articolo di Daniele Capezzone, questo editoriale. Vi anticipo già che quando lui scrive che con questa opposizione il governo può andare avanti, il centrodestra può proseguire il suo cammino quasi indisturbato, però lancia anche un monito perché attenzione a non sonnecchiare come purtroppo accade, scrive infatti nella conclusione Capezzone. Invece ecco, tornando alla prima pagina di Libero, vi ci riporto subito, eccoci qua. Gli altri articoli, per esempio su quest'altro caso editoriale di Franceschini, che per vendere libri riabilita i fascisti, e infatti racconta del nonno che era comunque un fascista, ma un buon fascista, e quindi ci viene questa domanda, sorge subito la domanda: ma adesso cosa penseranno i suoi lettori di estrema sinistra nostalgici? Pecunia non olet probabilmente, proprio per vendere i libri, no, questa riabilitazione. Vuoi vedere, qui scrive Alberto Busacca, che i fascisti non erano poi tutti così cattivi? Vuoi vedere che non bisogna vergognarsi di aver avuto un familiare schierato dalla parte del duce? E vuoi vedere che alla fine lo ammettono pure a sinistra? Già, l'intervista rilasciata ieri da Dario Franceschini al Corriere della Sera smonta tanti luoghi comuni che piacciono ai progressisti. E viene da chiedersi come mai l'ex ministro, e qui andiamo un attimo a pagina 9, ecco qua, vi faccio, vedere anche il proseguo di questo articolo, per vendere il suo romanzo Franceschini riabilita i fascisti di Salò, e quindi vuoi vedere che proprio abbia deciso di rilasciarla in questo momento l'intervista proprio per lanciare il suo romanzo Franceschini. Il colloquio con Tommaso Labate inizia proprio con una breve storia della famiglia Franceschini. Mio padre, racconta l'esponente Dem, era stato un giovane partigiano cattolico ferrarese, poi membro del Comitato di Liberazione Nazionale e poi nel 53 deputato della Democrazia Cristiana per una legislatura. Sua madre invece, guida turistica e casalinga, era figlia di un fascista, un funzionario onesto della Repubblica di Salò in gioventù, amico di Italo Balbo. Inevitabile la domanda di Labate: suo padre partigiano e il suo nonno fascista si odiavano? Risposta: al contrario, si volevano bene. Mio nonno, Giovanni Gardini, che era stato podestà di San Donà di Piave, non aveva commesso nulla di male, non si era macchiato delle nefandezze dei fascisti e aveva finito per aiutare parecchi partigiani. Diciamo che la ricomposizione nazionale dopo la fine del fascismo l'avevamo vissuta già dentro casa mia. Finita la guerra però mio nonno era scappato in Abruzzo per evitare ritorsioni. Mia mamma bambina, andando a scuola, leggeva sui muri la scritta "A morte Gardini", riferita ovviamente al padre. E insomma qui poi Alberto Busacca commenta anche abbastanza ironicamente: guarda caso, no, il nonno era un buon fascista e quindi non s'era macchiato di nefandezze, e allora perciò, come dire, si può spiegare, no, questa scelta editoriale di raccontare anche una storia che potrebbe insomma far anche avvelenare i lettori di estrema sinistra, i lettori più antifascisti e più schierati, ecco. Non è la prima volta, va detto, che Franceschini parla del nonno fascista, ma perché rifarlo oggi e con queste parole? Chissà, forse è un modo per dire che l'antifascismo strumentale di buona parte del suo partito ha stufato anche lui. O forse, più banalmente, la ragione è un'altra: la necessità di promuovere il suo ultimo romanzo Acqua e terra, edito dalla Nave di Teseo. Il libro, guarda un po', è ambientato nella Ferrara degli anni '20 e racconta la storia d'amore tra Tina e Lucia, figlie rispettivamente di un agrario fascista e di un capolega socialista. Insomma, il bacino dei lettori di destra, nonostante quello che dicono i compagni, è ampio e fagola. L'impressione è che Franceschini abbia un po' voluto blandire i più nostalgici, citando i fascisti buoni, Balbo e pure le ritorsioni del periodo post 25 aprile, narrate appunto da Giampaolo Pansa nel sangue dei viti. Sì, però vi ricordate quante polemiche all'epoca quando fu pubblicato questo libro che raccontava verità nascoste,
sono state esposte, sepolte per tanti anni e Panza stesso fu addirittura accusato di essere un revisionista. Occhio però, il rischio è quello proprio di far avvelenare dei potenziali lettori di sinistra, farli indignare, perché negli ultimi anni, Franceschini lo sa bene, c'è chi è stato accusato di essere fascista per molto, molto meno. E allora, di nuovo, prima pagina di Libero, così completiamo questa parte. Eccoci qua, vi ci riporto. Ovviamente anche in riferimento a queste elezioni americane, ovviamente poi, noi ci torneremo proprio per l'intervista con il nostro ospite Davide Quadri, sapete è stato già spesso nostro ospite, lui come segretario esteri proprio di tutta la Lega Giovani. Allora, i trucchetti Dem, quei sondaggi farlocchi usati contro Trump, qui Tommaso Montesano, e poi l'approfondimento proprio sulla proliferazione delle armi nucleari. Nel mondo oggi ci sono 12.100 bombe atomiche, gli accordi che hanno fallito. E in più il caso Leonardo con le proteste dei sindacati, guarda un po', sindacati furiosi per gli incentivi ai dipendenti. Scrive Pietro Senaldi, c'è un'azienda in Italia che l'anno scorso ha conseguito un utile di 15,2 miliardi, ma nel primo semestre del 2024 i ricavi sono cresciuti già del 15% sul 2023 grazie al consolidamento del settore spazio. Conta 53.500 dipendenti nel mondo, 33.000 dei quali soltanto nel nostro paese. Negli ultimi 2 anni ha aumentato l'organico di 3.000 persone e ha in programma di assumerne altre 6-7.000 da qui al 2028 e quindi paga anche degli stipendi alti e ha lanciato anche questa proposta, sapete, no, dell'incentivo per ogni dipendente a trovare altri comunque lavoratori, un incentivo che addirittura comunque consiste in una somma nemmeno tanto modica, ecco. Vi ci porto a pagina 19 così, possiamo vedere completare anche questo articolo, ecco. Allora, esatto, a pagina 19 poi vi porto anche all'approfondimento sulle elezioni americane e anche sul tema della proliferazione delle armi nucleari. Vedete Leonardo che premia i lavoratori e i sindacati si arrabbiano. Il gruppo industriale italiano che promette 1.500 € a chi presenta candidati adeguati da assumere, ma la CGIL di Torino protesta dimenticando Stellantis. E a sinistra un altro dei manifesti di Leonardo che invita i propri dipendenti a presentare persone valide da assumere. Il colosso italiano leader nella difesa, sicurezza e aerospazio, dicevamo prima, conta 53.000 dipendenti, di cui ben 33.000 solo in Italia, e progetta di assumerne altri 6-7.000. Questo annuncio non è per te, recita no, il manifesto. Cerchiamo persone di talento che tu conosci già e quindi poi l'invito a presentarle. E insomma, dicevamo una cifra che sicuramente non è modica, è quasi uno stipendio, no? 1.500 € a chi presenta i candidati. Stipendi che poi sono del 20% superiori alla media nazionale anche per i livelli di impiego meno remunerativi. Qui gli altri manifesti, chi trova un amico trova un tesoro, cerchiamo persone di talento che tu conosci già, questo è il claim, la frase che ricorre in tutti questi manifesti. E vedete qui c'è un altro manifesto che invece, si riferisce ovviamente anche al romanzo dell'Amica Geniale, da cui poi è stata tratta anche una fiction televisiva, vedete "Cerco amica geniale". Ma, tornando allora alla prima pagina, poi passiamo alla prima pagina di Libero e poi chiudiamo anche, appunto questa sezione e passiamo alle altre testate. L'intervista per esempio a Fabio Ghioni che ci spiega: "Per colpa del fisco spiarci è facilissimo", un'intervista condotta da Simone Di Meo: "C'è una montagna di cadaveri sepolti in giardino che dopo decenni hanno iniziato a puzzare. Qualcuno prima o poi inizierà a guardare che cosa c'è lì sotto e quello che verrà fuori, se riescono a scavare bene, è inimmaginabile". E poi la spiegazione del perché. Qui ci scrive a pagina 6, riportando appunto il contenuto dell'intervista, che ormai questa prassi, no, di continuare a spiare, a raccogliere dati in maniera illecita, sta creando insomma gravi danni anche di credibilità, no, per le nostre istituzioni, perché poi vengono bucati per esempio banche dati come quella dell'Agenzia delle Entrate.
Dicevamo intervista condotta da Simone De Meo, il manager invece Fabio Ghioni, che era stato capo del Tiger Team, la squadra di hacker che fu travolta dall'inchiesta Telecom Sismi del 2006 sulle intercettazioni abusive e sui dossieraggi, insieme a Giuliano Tavaroli e Marco Mancini. Oggi Fabio Ghioni è un esperto tra i più quotati in Italia sulla sicurezza informatica e allora tratta questo tema. Vi vedete il virgolettato, tutti chiedono informazioni su tutti e c'è chi si presta. Il manager già al centro di Telecom Sismi del 2006, molte richieste che provengono dalle istituzioni, ecco perché serve l'intelligenza artificiale. E qui vedete alle tante domande cui risponde, no, lui per esempio fa, questi, riferimenti, fa degli esempi di questi accessi comunque abusivi, illeciti, no, la domanda intanto di Meo è proprio: dovrebbero esserci, più controlli per questi maxi archivi? Praticamente si tratta di database, risponde appunto Ghioni, a cui può accedere chiunque abbia una professione coerente con il tipo di ricerca effettuata e parlo per esperienza personale. E qui appunto l'esemplificazione, cioè, domanda di Meo, negli ultimi 3 anni, risponde Ghioni, ho conosciuto 2 ragazze che lavorando nello studio di un commercialista avevano libero accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e sa cosa mi dicevano? Guarda che se c'è qualcuno che vuoi monitorare, dici pure, dal nostro piccolo bunker possiamo vedere tutto. Capito come siamo messi? Ecco quindi che chiunque può interrogare questi database, chiunque svolga una professione che appunto sia coerente con l'utilizzo, con l'accesso a questi database. Ma da dove arrivano queste istanze, no, principalmente per l'interrogazione illecita, abusiva di questi database? Ecco, la domanda appunto di Meo. E la risposta è proprio queste istanze, una risposta abbastanza sconcertante anche, queste istanze arrivano per lo più da uffici istituzionali. Parlo quindi di tribunali e polizia giudiziaria. Io non mi prestavo, ma c'è stato sicuramente chi l'ha commesso questo. Il nostro giornale ha pubblicato recentemente un'inchiesta sul mercato dei dossier. A Napoli è possibile pagare una notizia riservata su un qualsiasi conto corrente 190 €. In pratica il prezzo di un biglietto per vedere la partita in tribuna. La risposta: non mi stupisce il prezzo e credo che i 190 € fossero solo la tariffa base del servizio. Moltiplica 190 € per una ventina di accessi al mese e ti trovi con un triplo stipendio che ti aiuta a sostenere la famiglia, a pagare il mutuo e poi a concederti la vacanza. Le ultimissime domande anche perché, no, prima abbiamo anticipato quella che potrebbe essere secondo Ghioni la soluzione dell'intelligenza artificiale. Infatti Di Meo chiede: perché servirebbe l'intelligenza artificiale per arginare queste gigantesche fughe di notizie? In che modo, ecco, usata come è la domanda. Risponde Ghioni: partiamo dal fatto che un algoritmo non paga il mutuo, non subisce il fascino del lusso e non ha obblighi economici e quindi è totalmente indifferente alle tentazioni. Il sistema che immagino io vede l'intelligenza artificiale elaborare le informazioni riservate secondo specifiche richieste debitamente autorizzate. Fuori da questo perimetro non solo le notizie non verrebbero fornite, ma partirebbero anche degli alert riguardo al tipo di interrogazione e soprattutto al soggetto interessato. Crede al ruolo dei servizi segreti deviati in questi scandali? Ecco l'ultima domanda. I servizi segreti vanno a caccia di notizie, è il loro lavoro. Qualsiasi agenzia di intelligence, se ha bisogno di informazione, paga e se le fa consegnare. Ma la vera questione è l'utilità effettiva di queste gigantesche raccolte dati. Davvero per scovare 20 evasori bisogna schedare un'intera nazione? E insomma una privacy collettiva che è a rischio, e infatti poi vedremo anche la vignetta della prima pagina del Corriere della Sera sulla giornata dei morti e sul morto per eccellenza che è la privacy in questo contesto qui. E allora chiudendo prima pagina di Libero, vedete qui poi all'interno c'è questa notizia sui gay israeliani che sono discriminati dagli altri gay, lo scontro all'interno del movimento LGBT, sempre in nome di questo, se non antisemitismo, antisionismo, e poi, invece l'esperienza raccontata da Gianluigi Paragone su tutte le truffe nel web, questa è a pagina 10, e poi per la sezione cultura vedete, Brasilac, lo scrittore francese sacrificato per colpire i suoi fan come capro espiatorio.
E allora prima della pausa volevo leggervi, appunto andiamo a pagina 10, questa, riflessione proprio di Gianluigi Paragone sulle tante truffe che avvengono nel web. Qui vedete siamo sempre nella sezione degli editoriali di Libero, noi vittime delle truffe del web e anche dei dintorni del web. Truffe che ci fanno sentire degli analfabeti digitali. Qui appunto lui racconta la sua esperienza, Paragone, ed esordisce spiegando alla fine ti domandi: ma il cittadino che diritti effettivi può vantare? E non parlo delle grandi questioni, ma delle piccole, di quelle fregature, di quelle truffe che ti umiliano, che cercano di farti passare per scemo o per analfabeta digitale, di quelle che cercano sempre di spillarti i quattrini. Loro hanno i tuoi dati, talvolta hanno anche il numero della tua carta di credito e tu di loro non sai assolutamente nulla, perché o non ti rispondono o lo fanno con risposte automatiche o semplicemente se ne infischiano. E qui racconta i 2 episodi che gli sono capitati e immagino che anche, insomma, molti di voi possano raccontarci, perché poi sono truffe che veramente rischiano di essere all'ordine del giorno, no, e uno deve stare sempre attentissimo. E allora il primo episodio che gli è capitato è questo, il primo, che racconta appunto il 17 ottobre che noleggia per 3 giorni una vettura con un'agenzia di noleggio auto, pochi minuti dopo la riconsegna, gli arriva via email il verbale di riconsegna, lo apre e alla voce "nuovo danno" segnalano un graffio di 3, 5 centimetri. Poco male, perché come sempre opto per la massima copertura assicurativa. Pago un bel po' di più, ma non ho scocciature. Il verbale. La sorpresa però arriva alla terza e ultima pagina del verbale, alla voce "note dell'incidente". Il cliente è stato coinvolto in un incidente? La risposta è sì. Sì, è stata coinvolta una terza parte? Sì. E allora qui Paragone racconta di chiamare l'agenzia e dice loro che c'è stato un errore evidente. Io non ho commesso non ho fatto alcun incidente, quindi non può essere stata coinvolta alcuna terza persona. Chiedo la correzione del verbale, avvertendo che così c'è odore di truffa. Niente, l'unica email beffarda che mi arriva chiede di valutare il servizio. Il tuo parere è importante. Si è visto. Nel frattempo ho avvertito il mio avvocato per un esposto. E poi il secondo episodio. Dovevo spedire un pacco di libri per una presentazione. Chi mi aiuta mi suggerisce uno dei tanti siti, credo che sia una specie di broker che in tempo reale ti segnala quale vettore usare per spendere di meno. Siti del genere ovviamente ne trovi per ogni campo, dalle assicurazioni ai viaggi. Per la verità lo usiamo 2 volte, quindi la prima è il 2 luglio, la seconda è il 22 luglio. Il 2 luglio il pacco non viene preso in consegna nel giorno concordato, quindi già una prima inefficienza, penso che possa capitare, quindi il 22 luglio ritento con una nuova spedizione, sempre pagando un po' di più, no, per l'assicurazione e sempre con un'agenzia vettore scelta da loro. E cosa succede? Che c'è un eccesso di peso però falsificato. Siccome nella spedizione del 2 luglio avevo pagato per 40 chili, quando il peso era decisamente inferiore, stavolta peso il pacco e pago invece per 10 chili, quindi 10,99 € più 40 di assicurazione. Stavolta la consegna arriva puntuale. Tutto bene penso, invece il 9 agosto mi arriva una mail per comunicarmi che a fronte di un presunto eccesso di peso di poco meno di 1 chilo, 900 grammi, chiedono 26,60 €. Gli rispondo che non c'era alcun eccesso e spettava a loro dimostrarlo. La risposta, chiaramente di quelle automatiche, è che dovevamo pure provare meglio la nostra difesa, quindi avevano ragione loro e ci invitavano a pagare. E insomma, dopo l'ennesima email di intimidazione, a pagare, altrimenti il servizio di import-export in questione potrà avvalersi delle azioni legali che ritiene opportuno per riscuotere tali pagamenti dovuti, mi collego al link indicato, pago e invio copia dell'avvenuto pagamento. Risultato? Che continuano a chiedere il pagamento della somma, con tanto di continue intimidazioni sulle azioni legali. A questo punto, visto che non c'è un numero verde e alle mail risponde un signore inesistente, spero che si rivolgano davvero a un giudice, così anch'io potrò sapere chi sono questi signori e magari denunciarli per tentata truffa. Ecco, questi episodi che ha raccontato Paragone oggi qui su Libero e vedete poi alla fine, succede che bisogna interfacciarsi, con aziende magari senza proprio, persone umane che possano presidiare a queste email. Arrivano email automatiche e quindi poi cosa bisogna fare, come reagire, denunciare, presentare degli esposti, ecco. E allora piccolo break, torniamo fra pochissimo.
Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. A te la linea. Grazie mille Lorenzo, ma mi scrivevi, vero che è arrivata una chiamata, allora se c'è ancora la facciamo sentire. Buongiorno signor Scimmia, Lisetta. Ciao Dopo Lisetta, tanto ben tempo. risentita. Grazie, molto gentile. Allora, io volevo dirle questo oggi, è una novità per me, così lo dico anche agli ascoltatori. Allora, il rapporto di Mario Draghi con la richiesta di Ursula von der Leyen è stato presentato lo scorso 9 settembre. Sì. È già più di un mese, con le sue 400 pagine, indovinate un po', 400 pagine. Allora Draghi ha dedicato in un suo rapporto la difesa e la sicurezza. Non è certo un caso se l'Italia, signor Scimmia, è agli ultimi posti negli investimenti per la difesa. Ok, e rischia presto di doverne pagare il conto in termini di irrilevanza, dico io, strategica e politica, per non parlare di cosa farebbe Trump, che ha già detto che il livello minimo di spesa per la difesa NATO dovrà andare al 3%. E questo io lo dedico anche a Crosetto, che naturalmente non mi sente, ma qualcuno glielo dirà, e al nostro ministro Giorgetti. La salute e buona giornata, signor Scimmia. Grazie Lisetta. Sì, Buongiorno, quello che ci hai buongiorno. detto è insomma da anche ricordare ai tanti, no, li chiamiamo pacifisti, pacifinti, che poi dicono: "Ah no, l'Italia spende troppo in armamenti", e in realtà poi ci rendiamo conto che rispetto ad altri paesi gli investimenti, no, sono ridotti e questo serve, come hai detto anche te, anche in un'ottica futura nel caso dovesse, no, vincere Trump, che aveva già detto: "Io pretendo un impegno maggiore da parte degli altri paesi NATO", perché gli Stati Uniti stanno contribuendo sempre in una misura, diciamo, maggiore. E ringrazio anche te Lorenzo perché ci hai mandato già un messaggio che c'era arrivato poco fa, no, e ovviamente sono arrivati gli altri, poi mandameli pure che li leggiamo, quelli di WhatsApp, e c'ha scritto, vediamo se si è firmato: "Io penso che più di Kim la colpa sia però degli europei che non hanno combinato un bel niente per far trovare un accordo tra Zelensky e Putin, solo invio di armi e di quattrini, di finanziamenti. E poi vorrei sapere quanti soldati europei e americani travestiti da ucraini stanno aiutando Zelensky. Zelensky si può fare aiutare". E allora, sì, questo è un altro tema che ovviamente poi dobbiamo affrontare anche nella nostra intervista, perché, sapete Trump nella campagna elettorale ha promesso più e più volte, no, che in 24 ore farebbe finire questa guerra, questo conflitto tra Russia e Ucraina, ovviamente non ha mai detto come, però poi è anche la speranza di tanti, probabilmente anche ovviamente dello stesso Orban, che sapete proprio nel primo giorno del suo semestre di presidenza ha incontrato Putin e ha cercato comunque di provare, di tentare un dialogo. Sta di fatto che effettivamente la colpa dell'Europa, degli europei sono innegabili, che da questo punto di vista cioè non hanno stato davvero uno sforzo, ovviamente partecipato inevitabilmente alla difesa del popolo che era aggredito, che era invaso, quello ucraino, però molti hanno fatto osservare: guardate invece Erdogan come si è sforzato fin dall'inizio comunque di tenere lui un tavolo di trattative, ecco. Allora noi ritorniamo adesso alla rassegna stampa. Lorenzo, tutto okay? Mi scrivevi che forse si erano sentite delle interferenze, ma mi E pare che adesso non adesso si siano sentono più. finite. Tutto okay, vero? Sì. Sì, adesso sì. Perfetto. Allora noi andiamo avanti, però volevo rimanere un secondo ancora sul libero perché visto che abbiamo affrontato la questione degli armamenti, delle spese militari, allora riprendo a pagina 14 questo dossier sulla proliferazione delle armi atomiche, a pagina quindi 14 di Libero, così poi passiamo anche alle altre testate d'area. E vedete, insomma, sono cifre abbastanza sconcertanti. Nel mondo oggi ci sono 12.100 bombe atomiche, il 90% sono russe e americane e i trattati non funzionano. Qui per l'analisi le armi che cambiano gli equilibri, quindi altro che premio Nobel. Gli accordi contro la proliferazione delle testate stanno fallendo uno dopo l'altro. Mosca possiede circa 2000 ordigni tattici,
da usare su porzioni limitate di territorio, tipicamente contro obiettivi militari, e Kiev è avvisata. Ovviamente, no, sapete la distinzione tra quelle che sono le armi nucleari tattiche da usare proprio su terreni operativi, in questo caso per esempio qui si fa riferimento a obiettivi militari, e ovviamente le armi strategiche che possono causare veramente danni ingenti su porzioni estese di territorio. E qui l'infografica sull'andamento delle scorte. Vedete l'evoluzione. Sostanzialmente quelle degli Stati Uniti tra il 2014 e il 2023 sono scese, secondo questi dati, tra le 5.000 e le quasi 4.000, anzi un pochino di meno. La Francia che si attesta ancora sulle 300, la Cina che ha visto la sua crescita e ora quindi sarebbe arrivata qui nel 2023 a 400, e la Russia che sostanzialmente si è mantenuta stabile tra le 4.000 e le 5.000. E in più Israele che ne avrebbe meno di 100, e comunque la stessa Nord Corea, qui vedete, no, che è quasi sulla cinquantina, e poi anche Cina, e poi scusatemi anche Pakistan e India che possono vantare un discreto arsenale, e qui vedete segnato sopra le 150. Secondo stime, questi sono i dati forniti proprio dalla Federazione degli Scienziati Americani, secondo stime del 2024 al mondo ci sarebbero 12.100 testate nucleari, il 90% delle quali appunto apparterrebbero a Russia e Stati Uniti, come stavamo dicendo. I due nemici hanno cercato di limitare la proliferazione delle armi atomiche con diversi accordi, il primo risalente al 68, il trattato di proliferazione nucleare, e poi con il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari nel 96. A queste due intese, oltre a Stati Uniti e Russia, hanno aderito la Cina, la Francia e la Gran Bretagna. Ma Lorenzo, mi confermi che c'è una chiamata in attesa? Allora la facciamo sentire, se no poi prego. Sì, buongiorno, sono Luigi. Senti, posso chiederti la tua età, per favore? E posso chiederti, scusami, non ho sentito. Posso chiederti quanti anni hai? Ah sì, ma credo che già lo sappiate, insomma, non credo che sia Io non lo so. Io sono, appunto, parlavamo di armi nucleari, sono dell'86, No, ti quindi è faccio... quasi, ok, sì, 80 l'incidente di Chernobyl. Dimmi pure. 86, quindi sei molto giovane, giusto? Sì, Credi nella libertà di stampa? certo. Quanto ci credi? Sappiamo da giornalista cosa ti posso rispondere, se non tantissimo, credo che forse sia una Quindi- premessa, no? Prego. Quindi quindi le tue fonti sono probabilmente sia da una parte che dall'altra, giusto? Cioè te attingi da una parte e dall'altra, e poi la nostra mente se ne fa una ragione, e con l'intelletto che abbiamo probabilmente ci rendiamo conto che dice il vero e il falso. La domanda è semplice, perché io ti ascolto, eccetera. Ti trovo un po' fazioso nel senso di una direzione, non perché sei fazioso te, perché andare dritti leggendo Libero e La Verità, oltretutto probabilmente c'è un qualcosa che poi vedrai su un discorso di telefonata alla signora Boccia, di giornalisti, fake news, eccetera. Però te non puoi dire che Libero, La Verità e Capezzone siano la verità e gli altri probabilmente nulla facenti, perché ti do un consiglio, perché oggi può essere in ballo questa linea, ma domani può essere sorpassata come probabilmente sorpassata. Probabilmente so che dovete probabilmente leggere il libro, eccetera, perché vi finanzia, però credo che guarda, sia non è probabilmente una assolutamente meschinità, scusami, è una Vai. meschinità dichiarare che altri dicono il falso, oppure sono probabilmente così giornalacci, e gli altri probabilmente sono buoni come Libero e il Capezzone, perché non è il verbo. E io che ho probabilmente una cognizione, sento te fare questi probabilmente discorsi, mi dà un po' fastidio, perché dico, un giovane che probabilmente già ha pensiero unico in questo modo, figurati quando diventerà grande. No, non lo dico per andarti contro, ti do un consiglio, cioè probabilmente valuta guarda, bene il giornalista. vai, se vuoi finire finisci dimmi. pure, poi ti rispondo, vai. Sì, no, ti dicevo, il giornalista è colui che dà praticamente forma mentis notizie da una parte e dall'altra, e in cognizione di causa forma il suo ascoltatore. In questo modo non lo formi l'ascoltatore, lo indirizzi su una via che non va bene. Questa è la mia cosa che faccio nei tuoi confronti. Poi in Albania, eccetera, è un momento, eccetera. Ma ti devo garantire che quando si spendono soldi pubblici per gli agenti che vanno in albergo, fai praticamente una telefonatina a un poliziotto che è qui in Italia, che non prende neanche i soldi per gli stivali, e digli come ti senti, cosa ti dice, perché gli altri probabilmente sono oltre
per stessa. Ecco, questa è la domandina da fare: perché loro sì e te ne? Per un ideale che probabilmente sarà proprio remoto, il fatto di contrastare il discorso propriamente dell'immigrazione irregolare. Aspetto la risposta per te, ti ringrazio di avermi dato spazio, grazie, in modo moderato, però questo è il mio pensiero e di altri che ti stanno ascoltando. Ecco, grazie. Rispondo, abbiamo forse anche superato i 90 secondi, no, e questo a dimostrazione del fatto che noi siamo veramente Radio Libertà, radio libera, è una radio veramente pluralista, perché tutta un'accusa che abbiamo sentito che ovviamente no, ringraziamo per l'intervento, ma la condanniamo, la critichiamo perché ovviamente è totalmente infondata. Sappiamo benissimo come la pensano, cosa scrivono i tanti giornaloni, cosa dicono tutte le reti, quasi unificate, perché sappiamo i programmi della 7 cosa ripetono, i programmi di Rai 3, si potrebbe definire, no, la vecchia Telecabul. Cosa dicono, dicevamo, tutti i giornaloni, da Repubblica, La Stampa, Corriere, veramente delle corazzate contro poi alla fine quelle che sono le fonti libere, che cercano di capire come sta la situazione in generale, e tu ci vieni a criticare un accordo, quello per l'Albania e la possibilità di far stare lì poliziotti che se devono provvedere a quelle operazioni, se devono sorvegliare anche questi siti, no, questi centri, dove devono stare? La domanda di Capezzone che prima hai criticato: devono dormire all'addiaccio, non devono mangiare, devono digiunare? A noi ci sembra che, attingiamo a tutte le varie fonti, esaminiamo tutti i vari giornali, prima abbiamo citato il Corriere, dopo abbiamo citato anche per dire la stessa Repubblica e vedremo gli editoriali. Anzi, noi sappiamo come la pensa, no, la gran parte dei nostri ascoltatori, qual è il loro punto di vista, ma nonostante questo vedi come siamo pluralisti e facciamo intervenire, no, chi, ci accusa di non essere obiettivi o oggettivi. Ma mi scuso perché c'è un altro ascoltatore che si deve collegare, vero Lorenzo? Credo che ci sia ancora una chiamata in corso. Prego. Sì, ciao, sono Piero da Riccione, ti dico, l'ho tenuto nascosto, a questo punto devo dire, sono 40 anni che sono iscritto all'ordine dei giornalisti, che un signore con accento strano, per me è uno di quelli che fanno le indagini di dossieraggio, scusa se sorrido, bacialea quella voce lì, no? Vieni a parlare di pluralismo dell'informazione, mi scappa veramente da ridere. Cioè, se tu io pongo un'altra questione: se tu oggi non leggi La Verità, libero del giornale, rischi di avere un'informazione unica, falsa e anche stronza. Te lo dico apertamente. Perché tutti questi tre elementi? Perché vero di quello che dicono loro c'è poco. Quello che siano tutti i teleguidati non ci piove, perché guarda caso tutte le volte che finisce una notizia, finisce questa notizia a diventare uno strumento di battaglia politica del PD o delle sinistre in generale, no? Delle sinistre e dei sinistri, no? Cantano tutti lo stesso coro e poi falsi e anche stronzi, perché poi pretendono anche di essere quelli che dicono la verità, quando la verità non tanto solo il giornale, ma tu vai direttamente sul posto e vedi se insomma uno ti sta saltando addosso e tu sei le forze dell'ordine con un coltello e ti sta a pugnalare, chi è che deve usare l'arma? Non lo so, dai, cioè, siamo al ridicolo. Mi riferisco anche agli amici del Fatto Quotidiano che utilizzano il giornale, ho detto amici e quindi non nemici, per fare gossip. C'è il gossip politico, cioè se tu prendi il Fatto Quotidiano non leggi una notizia, leggi il gossip delle notizie. Ma beh, francamente, come credo a milioni di italiani, questo non ce ne può fregare nemmeno. Signori che sostengono che, e ho finito così sto del tempo spero, l'alluvione avvenuta in Emilia Romagna sia solo un fattore di cambiamento climatico e non ha visto i danni arrecati da chi non ha tenuto gli argini, che ha fatto il lavoro eccetera, non è uno che dice la verità, è un bugiardo, falso e stronzo. Buona festa dei nostri morti. Grazie Piero, buona festa anche a te. Insomma, hai detto la verità, insomma, anche in una parte del tuo intervento hai ricalcato quello che stavo già accennando prima, cioè che se non ci fossero queste poche testate che raccontano altre verità, o meglio che comunque cercano di fornire dei dati obiettivi su quello che accade nel mondo, in Italia, eccetera, le stavamo citando, stavamo leggendo, no, prima Libero, adesso passiamo anche alla Verità, al Giornale e a Tempo, veramente ci troveremmo di fronte a un'informazione unica, ma che poi è fuorviante. Quindi è assolutamente infondata la critica che abbiamo ricevuto prima, che
fondata nel merito, ma poi anche diciamo per una valutazione preliminare non ha senso, perché si viene a criticare la mancanza di pluralismo qui, quando noi apriamo le linee, siamo veramente unica radio libera, non c'è un filtro, no, alle chiamate e qua veramente si può collegare chiunque e tant'è vero siamo talmente, no, dittatoriali che abbiamo permesso questa critica, oltretutto, ripeto, per una trasmissione che va in onda anche sulla pagina Facebook non solo della radio, ma della stessa Lega, come ricordiamo. Ma allora riprendiamo la rassegna stampa e siccome l'abbiamo citati, passiamo appunto alle prime pagine del giornale della Verità e del Tempo. Vedete, prima pagina del giornale di oggi, anche qui con il focus comunque sugli esteri, la Corea del Nord che giura fedeltà a Putin, saremo con Mosca fino alla vittoria e poi dal porta a porta al piano di Musk, viaggio negli Stati Uniti a caccia di indecisi. E qui vedete c'è anche il reportage proprio di Francesco Giubilei, ecco qui ve lo zoomo, a pagina 12-13. Allora ci andiamo un secondo, visto che poi questo è il tema anche con i nostri ospiti. Vedete Harris, dai guai dall'economia, Trump che invece scivola sulle minacce e poi i controlli ai seggi anti-intimidazioni. Il Dipartimento di Giustizia americano quindi che cerca di far luce su questi possibili, no, brogli, ha annunciato un piano per contrastare possibili violazioni nell'accesso al voto in vista delle presidenziali di martedì. La divisione dei diritti civili del Dipartimento monitorerà la regolarità delle operazioni in 86 giurisdizioni di 27 stati, inclusi quelli chiavi che appunto potrebbero decidere l'esito delle elezioni, ovvero Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. L'obiettivo, spiega il Dipartimento, è proteggere i diritti di tutti i cittadini ad accedere ai seggi e assicurarsi che le persone non vengano intimidite sulla base della razza o della religione. L'iniziativa è nata dopo che in alcuni distretti americani a maggioranza democratica sono comparsi gruppi di presunti sostenitori trampiani decisi a scoraggiare le persone dall'andare ai seggi il 5 novembre. Però, qui appunto si fa riferimento a questi gruppi, si citano questi gruppi di sostenitori trampiani che avrebbero scoraggiato le persone ad andare ai seggi, ma ritornando per esempio un altro articolo qui di Libero, rifacciamo come dire una sorta di flashback, di passo di gambero, no, però c'è da segnalare quello che è successo a proposito del voto elettronico e questo fa pensare se non a un broglio comunque a un grave bug del sistema, guarda caso a favore dei democratici, ed è quello che è successo appunto dicevamo nel Kentucky. Andiamo a pagina 16 di Libero, poi riprendiamo con il giornale e le altre testate, questo sempre perché noi saremmo faziosi, no, però stiamo qui poi ad esaminare tutta la realtà, no, a vedere che cos'è veramente di obiettivo. Vedete che cos'è successo qui? Strano malfunzionamento del seggio elettronico. Nel Kentucky si può votare solo per i Dem. La protesta di un'elettrice che ha svelato un inganno nelle urne e lancia un allarme sui possibili brogli. L'articolo vedete a firma di Matteo Legnani, il video farebbe anche ridere non fosse per la gravità del fatto e il dubbio che getta sulla correttezza del voto per le elezioni presidenziali americane. E quello che postato su X giovedì, l'ex Twitter, aveva già ottenuto nella serata di ieri 2,4 milioni di visualizzazioni. Sostanzialmente cosa è successo? Che l'elettrice prova ad attribuire il voto, no, a Trump, quindi a schiacciare l'indice su quella casella, ma nonostante i vari tentativi non ci si riesce. Si vede l'indice di un elettore americano mentre cerca di spuntare la casella che attribuisce il voto a Donald Trump senza riuscirvi nonostante i ripetuti tentativi. L'indice si sposta allora poco più in basso, ma sempre restando nella casella di Trump ed ecco che la macchinetta attribuisce il voto a Kamala Harris. Pensate voi che insomma falsificazione. E quindi quello che è accaduto non fa che gettare ulteriori ombre sulle astruse modalità di voto negli Stati Uniti. Ieri sera nessun commento su quanto accaduto nella contea di Laurel era ancora giunto da parte dei responsabili della campagna di Trump. E se vi ricordate poi erano state tante anche le proteste nel 2020 sui presunti brogli delle schede postali. Di questo ne avevamo già parlato anche comunque nelle nostre rubriche su Radio 7, avevamo detto ma effettivamente anche gli stessi media conservatori poi all'epoca non avevano dato tanto risalto a questo, sembrava una teoria del complotto di Trump, però fu innegabile che comunque arrivò di questa massa infinita di schede elettorali postali
una massa quasi oltre il 90% di voti attribuiti comunque al candidato democratico Biden. È pur vero che i democratici in quell'anno avevano invitato in massa, no, a votare i propri elettori, ad utilizzare questo strumento del voto postale, però quella percentuale destò non pochi sospetti. Ci sono arrivati tantissimi messaggi. Allora li iniziamo a leggere. Walter per esempio ci ha scritto: "Invita il grillino che ti ha chiamato in precedenza ad ascoltare la trasmissione di Cainarca e Max del Papa di giovedì scorso. Di professori ne abbiamo troppi". E appunto Walter, anche perché, no, sapete com'è lo stile di conduzione del nostro grandissimo condirettore Giulio Cainarca, nonché di Max del Papa, che è un'altra mente libera, critica, quindi veramente non capiamo queste accuse che ci sono state rivolte, quando noi, cioè, non solo appunto diamo spazio, siamo pluralisti, ma poi siamo qui, no, a controllare, a vagliare tutte le varie fonti per cercare poi di ragionare assieme ed arrivare ad una verità obiettiva. Dani da Como che ci scrive: "Il curioso dell'età altrui. Abbiamo sentito uno che è veramente schierato e si permette di dire che la radio è pagata da Libero". Ma appunto Dani, vi rendete conto dell'assurdità? Cioè noi qui non riceviamo finanziamenti da nessuna testata, e poi addirittura lui ha dimostrato di essere così schierato, e schierato poi, abbiamo detto, su questo pensiero unico che appiattisce, che manipola. Se non ci fossero queste testate più libere, veramente già a livello di mezzi radiotelevisivi ci sarebbe praticamente uno schieramento di fuoco unico, con poi delle ammiraglie, delle corazzate come la 7 e Rai 3, lo sappiamo, ma poi, cioè, anche tutti gli altri media non è che si distacchino, no, da questa vulgata unica, da questa narrazione. Antonia che ci scrive: "È inaccettabile che un ascoltatore si possa arrogare questo diritto di fare domande in diretta e in parte su dati sensibili al conduttore. Se vuole faccia le domande per iscritto e se tu vuoi rispondi, altrimenti no. A me ad esempio mi ha dato fastidio questa ingerenza nella tua vita privata". E Antonia sì, perché qui ormai vabbè si sa tutto di tutti, no, dicevamo, siamo anche sottoposti a questi spioni che vogliono, carpire i dati. Tanto comunque il dato dell'età più o meno si intuisce, si può immaginare, no, dalle foto e dalla voce, fatto sta che ovviamente lui ha chiesto l'età del conduttore e noi però non ci siamo mica permessi di chiederglielo in diretta, no. E poi vedete c'è arrivato un altro messaggio, ah no, ma questo appunto era sugli accordi che erano stati siglati a Minsk, presenti Merkel, Macron, Putin, Zelensky, Walter, e appunto, questi accordi che fine hanno fatto? E qui giustamente prima si faceva riferimento agli errori e alle negligenze dell'Europa che, non ha saputo evitare innanzitutto l'invasione, ma poi che non ha ancora, permesso di raggiungere una tregua. C'è un'altra chiamata, vero Lorenzo? Allora la facciamo sentire, prego. Ciao, sono Silvio da Torino, buongiorno. Ciao, ciao Silvio, ben risentito, ciao. Grazie. Senti, io ho mandato un messaggio, comunque adesso ti dico che il mio concetto. Io diciamo ho vomitato ascoltando questo intervento perché non c'era rispetto dei tempi, non c'era un modo di porsi così tipo interrogatorio, e c'era il classico maestrino che vuole insegnare, molto, molto, molto usuale da quella parte di politica. Io ho avuto esperienza in passato a provare a parlare con Rai 3, Rai 24. Loro ti dicono che ti richiamano. Io per riuscire a dire quello che volevo, io devo dire delle cose sbagliate, diverse da quelle che volevo dire, e poi mi richiamavano e finalmente gli facevo la domanda che mi ero veramente preparato. Ovviamente mi tagliavano e poi dopo mi coprivano di vise. Benissimo. Adesso quello il signore lì adesso si becca anche le mie considerazioni. A me mi ha fatto vomitare perché non è stato un intervento da maestrino, non direi assolutamente che non ha niente da insegnare. Cioè, se dovessimo leggere solo Repubblica, La Stampa e il Corriere saremmo sì pensiero unico, perché ci ha anche detto pensiero unico, mamma mia.
che risata. Ciao. Sì, esatto, hai perfettamente ragione. Perché Silvio? Perché poi quello che accade con queste altre emittenti qui è che effettivamente chi prova ad intervenire e a dire la sua, magari rispetto alla linea editoriale, no, della radio, subito viene zittito. Comunque poi gli interventi, come dici te, cioè sono o tagliati o comunque c'è una manipolazione. Io infatti non mi sono permesso nemmeno, e Lorenzo me lo faceva notare, non mi sono nemmeno permesso di dire: "Beh, ma adesso lo tagliamo questo intervento, a quanto siamo arrivati?" Credo che avessimo già superato ampiamente i 90 secondi, 2 minuti. Poi ho pensato: se lo tagliamo griderà: "Ah, ecco, questa è censura, questa è dittatura." E invece no, questo è dimostrazione sempre del fatto che, altre radio dicono di essere libere, ma qua l'unica radio veramente libera di nome e di fatto, che appunto si chiama Radio Libertà, siamo noi. E Marco, no, ci scrive, Marco da Milano, grazie intanto Silvio, nonostante ecco un tentativo di essere obiettivo, quello che ha telefonato per criticare è uno che non è contento di ciò che ascolta, perché non sente ciò che vuole sentirsi dire. E allora facciamo così, c'è un'altra chiamata, vero Lorenzo? Allora la facciamo sentire e poi lo stacco e completiamo la rassegna stampa. Prego. Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Ciao Io Giorgio. faccio parte anch'io da un po' di tempo di quelli che non sono contenti di come agisce la radio. Voi dite che siete date spazio a tutti, ma questo non è vero. Faccio un esempio su tutti. Quando parlate della guerra in Medio Oriente sentite soltanto la parte ebraica della questione. Non ho mai sentito un palestinese, non ho mai sentito un giornalista arabo, tra l'altro ne hanno ammazzati circa 160, e dato che è stato fatto grande casino per la signora Politkovskaja in Russia, attribuendo la colpa a Putin, dopo 160 giornalisti vorrei che anche voi, se li ritenete vostri colleghi, diciate qualcosa. State facendo una storia di Israele adatta all'asilo Mariuccia, e in più, se aveste dedicato tutto questo tempo alla Padania, forse ce l'avremmo ancora, ma anche quella ve la siete dimenticata. Un'ultima cosa, di recente è stato detto dal dottor Keinark che la signora Meloni avrebbe praticamente detto ai giornalisti: se mi attaccate guardate che Angelucci è il proprietario della testata e Angelucci sta dalla mia parte. Allora, il deputato Angelucci, Antonio Angelucci, è proprietario di Il Tempo, Il Giornale, La Stampa, vari giornali, insomma. È un boss della sanità pubblica e ha anche un altro merito. Ha il 98% di assenze in Parlamento. Ma la cosa più preoccupante è un'altra cosa. Il signor Angelucci è un deputato della Lega. Allora perché non lo invitiamo, il signor Angelucci, qua a Radio Padania, e ci spieghi perché tutte queste assenze? Come mai da Forza Italia il signor Angelucci è entrato nella Lega? Perché sono domande oziose le mie, però sarei grato di avere una risposta. Grazie. Allora, vedi, questo sempre perché noi siamo quelli manipolatori che no, non concediamo pluralismo, siamo per l'informazione unica. Tutto sbagliato, ti rispondo già velocemente nel merito, ti anticipo, poi finisco di risponderti perché abbiamo la pausa e il break, ma sostanzialmente hai sì, sollevato 3 temi, si possono riassumere. Quelli, no, comunque del fatto che saremmo sempre schierati a favore di Israele, non racconteremo mai la versione, il punto di vista palestinese. Poi sulla questione Angelucci, poi anche, sulla l'altra questione della Padania. Ti rispondo velocemente, ma, qui veramente ci vorrebbe tanto, tanto più tempo. Primi flash, allora sulla questione di Israele, noi avevamo sempre cercato di raccontare la verità di fatti. È pur vero però, e qui, tu stesso non puoi negarlo, che da una parte c'è una democrazia che è l'avamposto dell'Occidente, ed è una democrazia che oltretutto ha anche un suo dibattito interno, perché Netanyahu, prima di essere criticato dagli altri, è criticato anche da un pezzo della sua società civile, la società civile israeliana, quindi c'è un confronto aperto. Negli altri paesi ci sono le tirannidi, ci sono le tirannie, ci sono appunto questi stati autoritari, questi regimi, c'è il fanatismo, c'è il terrorismo, c'è l'estremismo. Quindi anche qui di che cosa stiamo a parlare? E Israele si è dovuta difendere e sta rispondendo a un'aggressione che abbiamo visto tutti quanto sia stata barbara, crudele, no, efferata con questo scorso il 7 ottobre del 2023.
Riguardo invece la questione di Angelucci, allora si cita sempre questo fatto, no, che non ci cioè che ci sarebbe un conflitto di interessi, che il proprietario di queste testate sia anche comunque un parlamentare di riferimento per l'area del centrodestra. Ma scusatemi, ma allora che cosa dovremmo dire di Carlo De Benedetti? Che cosa dovremmo dire del gruppo Gedi? Cioè, se lì formalmente magari non ci sono degli incarichi parlamentari, dei ruoli, ma, più schierati di quelli. Stavamo proprio dicendo prima, no, della corazzata del gruppo Gedi, del fatto che, giornalisti come anche per esempio Giannini, no, sì, sono giornalisti, ma poi li senti parlare, li senti intervenire, dopo leggeremo anche l'editoriale, visto che ci rinfacciate di non essere pluralisti e dite: "Ma questo è un giornalista o un esponente politico?" Allora, se proprio volete attaccare da questo punto di vista, uno vi risponde: "Ma, guardate che cosa succede nell'altro schieramento. Quello non è più grave?" No, quello va minimizzato, va sottaciuto, bisogna nasconderlo. Non lo so, a me sembra che anche qui ci siano 2 pesi e 2 misure. Ma abbiamo già superato, vero, il tempo per il break, poi riprenderemo questi temi. Allora Lorenzo, piccola pausa, ci troviamo fra pochissimo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea. Grazie Lorenzo. Allora, visto che prima lo citavamo, appunto il gruppo Gedi, tutta la corazzata di Repubblica e La Stampa, visto che saremmo quelli, no, che mancano di pluralismo, vedete, prima pagina di oggi di Repubblica, le donne che sfidano Trump. E allora America al voto, l'attrice Giulia Roberts in prima fila, la campagna delle mogli dei trampiani, tradisco mio marito, scelgo Harris. E anche qui, no, verrebbe da dire che altro pensiero unico in America, perché poi quando tutta Hollywood che si mobilita a favore dei Dem, e sapete, no, le uniche voci fuori dal coro sono state solo quelle di Mel Gibson di fatto, e poi per esempio a proposito di star del mondo dello spettacolo, comunque americano, soltanto Hulk Hogan, e anche qui allora questo non è pensiero unico. E a proposito poi sempre della prima pagina di Repubblica, vedete il titolone di fuoco contro questo accordo per l'Albania: Albania l'ultimo spreco, 9 milioni per l'alloggio degli agenti nei resort 5 stelle, 90 all'anno per tutti i costi del personale, la protesta delle guardie penitenziarie, noi di serie B, Schlein, sperpero di soldi pubblici, basta con questo scandalo. E poi l'Associazione Nazionale Magistrati, area pesante contro i magistrati, il centrodestra no ai comizi. E anche qui verrebbe da obiettare il pensiero unico, no, è talmente dominante che poi si riflette anche in alcuni corpi dello Stato, e qui ovviamente dobbiamo citare la stessa magistratura. Non si possono criticare, no, i provvedimenti, le decisioni giudiziarie, però questa magistratura si permette sempre poi alla fine di, sindacare nel merito. Abbiamo visto anche il ricorso alla Corte di Giustizia, europea, proprio per il decreto che ha individuato i paesi sicuri. E vi citavo prima, Giannini, Massimo Giannini, no, il giornalista che, certe volte a sentirlo, no, dicevo non sembra nemmeno un giornalista, ma per come si esprime un esponente politico. E certe volte, scusate adesso, ma stiamo facendo un po' una panoramica su tutti gli altri media, certe volte è così anche dalla 7 della stessa Gruber, quando pone le domande, e così lo faceva anche la stessa Annunziata, che poi alla fine non fanno parlare, incalzano l'intervistatore. Sembra veramente che non sia la conduttrice, l'intervistatrice, ma sia un opinionista d'area, se non addirittura un esponente politico. E qui Massimo Giannini si lancia in valutazioni politiche e anche nell'editoriale di oggi in accuse verso l'attuale centrosinistra, perché sostanzialmente qui ve lo leggo, no, e poi continua a pagina 27, lui sostiene: "Guardate", rivolge questo monito al centro-sinistra, "che se continuate così rischiate di perdere anche le stesse Emilia Romagna". E infatti lui scrive: "Ma se dovessero espugnare", riferito alla destra, "anche la seconda roccaforte", la seconda, cioè l'Emilia Romagna, perché tra 15 giorni si vota in Umbria, poi in Emilia Romagna, e quindi se si perde anche l'Emilia Romagna, roccaforte del socialismo municipale, lui scrive, dai tempi di Togliatti, sarebbe la fine della storia.
E qui lui rimprovera alla Meloni invece adesso anche il fatto che comunque, con questa crescente disaffezione lei si stia di fatto, sempre più, impossessando dell'Italia, questa continua disaffezione al voto, e quindi, anche qui è una critica di Massimo Giannini contro certo elettorato e contro anche il centrosinistra che non sa pescare voti tra la rabbia, la sfiducia di quasi ormai, abbiamo visto in Liguria, 6 elettori su 10 che non sono andati a votare. Infatti scrive: "A 4 giorni da un voto americano, quello del 5 novembre", ma ricordiamolo già quasi 65 milioni hanno già votato gli elettori americani, un voto americano che può cambiare le sorti del grande mondo, la piccola Italia fa i conti con le sue più modeste contese locali che ne certificano la crescente astenia democratica. Se in Liguria vanno alle urne 4 elettori su 10, c'è un tracollo civile che non stiamo capendo. Alla destra la secessione, la chiama così Giannini, la secessione dei cittadini importa poco. Meloni può festeggiare comunque i suoi sorpassi in retromarcia. Le permettono di consolidare la sua maggioranza, seppure in un bacino elettorale sempre più ristretto, e le consentono di continuare a parlare solo alla sua gente, intossicando il discorso politico con dosi benefiche di vittimismo, complottismo e di ostracismo ideologico di opposizioni e istituzioni. E qui verrebbe da commentare niente di nuovo, no, sotto il sole, perché sapete che una delle accuse più ricorrenti di Giannini e comunque di certa parte della sinistra contro la Meloni è questo suo presunto vittimismo complottistico, e cioè presentarsi sempre come la vittima del sistema. Ma va, cioè se ti ritrovi sempre tutti contro e ti devi, no, giustificare e difenderti perché la pensi diversamente da quello che vorrebbero i salottini radical chic, ma è alla sinistra che il boom del partito dell'astensione dovrebbe stare più a cuore. È in quel fiume di rabbia, di sfiducia e di disincanto che dovrebbe pescare per invertire un'inerzia della sconfitta ormai quasi ineluttabile, persino in una regione squassata dallo scandalo di sistema di Giovanni Toti. La campana ligure suona chiara e forte per i rissosi mezzadri del fu Campo Largo. E qui vedete 2 riferimenti che usa Giannini: la campana che suona, il romanzo di Hemingway, e poi chiama i soci di questo Campo Largo i mezzadri, no. Dalle politiche del settembre 2022 lo score delle amministrative segna un mesto 10-1 a favore della sorella d'Italia. Vi ricordate? Solo la vittoria in Sardegna, che poi fu di misura e fece ovviamente, no, estasiare a sinistra tanti, li galvanizzò e sembrava che chissà quale grande sommovimento si sarebbe dovuto scatenare. Poi ha fatto cappotto invece il centrodestra in Sicilia, Lazio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Molise, Trentino, Alto Adige, Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Liguria. La vittoria in Abruzzo fu subito dopo, vi ricordate, le elezioni in Sardegna. Tra 15 giorni tocca appunto a Umbria e Emilia Romagna. E allora la prima di vittoria per il centrodestra nell'Umbria proprio della leghista Tesei è praticamente molto probabile, anche secondo gli ultimi sondaggi, ma andiamo a pagina 27 proprio per leggere appunto la conclusione di questo articolo di Massimo Giannini, che di fatto rivolge un invito a costruire un'alternativa per la sinistra. E allora vedete, qui lui continua dicendo: "I 4 partiti di maggioranza", scrivendo, "governano male, sono confusi e contraddittori, hanno un personale politico mediocre e impresentabile, ma dal Berlusconi del '94 a ogni sfida elettorale schierano una coalizione efficiente, colpiscono divisi, marciano uniti e tanto basta. I partiti dell'opposizione, al contrario, condividono alcuni valori di fondo, hanno una classe dirigente mediamente più preparata e conducono anche buone battaglie, ma al voto schierano la solita armata Brancaleone, gli uni senza meta e gli altri pure, ma in altra direzione. Colpiscono uniti, marciano divisi." E questo lo scrive Giannini, non lo scrive Capezzone, visto che prima ci è stato rimproverato di citare lui. Perdono, questo qui che stavamo leggendo sulla divisione e l'incapacità della sinistra di condurre assieme delle battaglie anche non solo elettorali. Perdono per questo o anche per questo, e per le sinistre, al contrario della vittoria, è sempre la sconfitta d'avere molti padri. Quella ligure ne offre uno su tutti, il Movimento 5 Stelle, sbriciolato tra l'incudine di Grillo e il martello di Renzi. Il veto di Giuseppe Conte al leader di Italia Viva ha pesato, anche se non sapremo mai cosa avrebbero fatto i già pochi elettori pentastellati affluiti alle urne se quel no fosse diventato sì.
e insomma, se quel no fosse diventato sì. Pensate che i 5 Stelle hanno pure detto che se ci fosse stato l'accordo con Renzi, la coalizione di centrosinistra avrebbe in Liguria ottenuto ancora meno voti. E qui insomma ci sarebbe pure da ragionare su certe, no, idee un po' stravaganti, bizzarre dei grillini, perché sostenere questo, dire che con la presenza di Renzi che allontana voti, elettori e quindi il centrosinistra avrebbe perso con un distacco maggiore in Liguria, boh, insomma, anche qui frasi che un po' si commentano da sole. Ma Lorenzo, vero, io sto facendo aspettare una chiamata che è in attesa, vero? Allora facciamo sentire. Pronto? Pronto, sì. Sì, pronto, buongiorno. Io sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora, io non voglio Fabrizio. entrare nel merito della libertà di stampa e di come i giornali siano orientati da una parte e dall'altra, perché è una storia vecchia come il mondo e ormai è diventata prassi. Ci sono giornali che cercano di orientare di più la loro pubblica opinione verso una parte o verso l'altra. Però io, se fossi un elettore di sinistra, sicuramente non saprei che Conte ha fatto un buco di 205 miliardi con il 110% per le abitazioni. Non saprei niente del fatto che John Elkann si è sputtanato una barca di miliardi italiani e sta chiudendo le fabbriche, perché se voi leggete Repubblica sembra che la questione Stellantis sia esplosa solo 2 mesi fa, invece sono anni che c'è questa questione. Se uno vota a sinistra, cioè legge sinistra, praticamente non saprebbe che metà dei carcerati italiani sono stranieri, non saprebbe chi commette i delitti, perché loro mettono sempre la nazionalità di chi li commette, perché loro hanno questa prassi per cui tu non puoi dire da che parte viene uno, no? Perciò praticamente noi saremmo nel paese di Bengodi. Se tutti leggessimo solamente i giornali di sinistra, voteremmo sinistra, avremmo qui milioni di extracomunitari che non fanno niente dalla mattina alla sera. Ecco, pertanto il tipo là si è anche lamentato, no, degli orientamenti di certi giornali, perciò, ma io penso a quanto sarebbero ignoranti loro a leggere solamente quelli di sinistra, sarebbe veramente un caos. E l'ultima cosa, non saprebbero che i sindacati hanno fatto 3 scioperi generali di fila, uno all'anno, nonostante questo governo sia stato l'unico che ha aumentato un po' i salari degli operai e dei pensionati. Capite? Invece per 11 anni, quando c'è stata la sinistra, neanche uno sciopero, ma non c'è stato mai neanche un aumento di salario. Beh, se questa è la loro informazione, preferisco la vostra. Ciao. Ciao, grandissimo, bravissimo, veramente, perché hai, no, riassunto tutte le verità, ma vedi, loro si compiacciono di sentire sempre la solita minestra e non si accorgono che appunto con altre testate si son venuti a sapere, no, questi fatti, buchi, per esempio lasciati dal superbonus, citavi te, o tutti comunque gli affari disastrosi di Stellantis. Quante volte abbiamo sentito dire che Marchionne si sta rivoltando nella tomba per quello che sta accadendo con la gestione di Tavares e company. Però loro vogliono così l'informazione unica e poi si è permesso questo ascoltatore anche insomma di rinfacciarci questa mancanza di pluralismo. C'era arrivato appunto il messaggio, invece, se non ricordo male, adesso lo recupero, era forse di Antonia, no, adesso riguardo era di Walter, scusatemi, di Walter, che ci aveva detto: "Ma, il nostro ascoltatore deve ascoltare, deve sentire le trasmissioni per esempio di Max Del Papa, di Cainarca", ma anche qui penso alle rassegne stampa che ha fatto il nostro condirettore Giulio Cainarca o che fa lo stesso Sammy Varin, cioè anche se magari c'è un punto di vista nostro, ma noi poi appunto leggiamo, commentiamo, mettiamo a sistema tutte le varie fonti e io ovviamente poi, lo sapete, mi scuso sempre con voi perché vedete il tempo vola, ci arrivano tantissimi messaggi, tantissime chiamate, dobbiamo fare una selezione già su quello che ci arriva da voi, figuriamoci sulla ventina di grandi testate nazionali che dobbiamo poi analizzare, no, nella rassegna stampa. Io dico sempre, qui purtroppo facciamo solo una sintesi della sintesi, perché questo è il tempo e infatti il tempo è già volato, Lorenzo, siamo già alle 9:15 e credo che fra poco sia già iniziato il collegamento proprio con gli ospiti, con Matteo De Sia e Davide Quadri. Sì, ma andiamo un minuto di pausa e poi torniamo con l'intervista, ok? Perfetto, allora fra pochissimo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista. A voi la linea. Grazie Lorenzo e grazie soprattutto a Matteo Desio e Davide Quadri, che vedo siete già in collegamento, vero? Ci sentite? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, forte e chiaro. Grazie, ricordo appunto Matteo Desio che conduce anche il programma Te la rido io l'America, il lunedì mattina. Davide Quadri, ricordiamo, già nostro ospite, segretario esteri della Lega Giovani. Allora Davide, vengo subito da te perché ovviamente oggi abbiamo già letto e commentato tanti articoli su questa campagna elettorale americana che è a Rush. Abbiamo già ricordato che comunque 65 milioni di voti sono già stati espressi, oltre 65 milioni. Ti chiedo subito, secondo te alla fine, no? Ovviamente non possiamo fare le previsioni, i sondaggi mostrano questo testa a testa in ben 7 stati chiave. Alla fine quali saranno i grandi temi che decideranno? Un po' forse tutti, perché abbiamo visto che comunque il dibattito su immigrazione, tasse, fisco, ma anche poi politica estera è stato serratissimo. Una Harris che si è voluta mostrare moderata, ce la farà poi a pescare tutto questi voti nell'elettorato centrista? Ma sicuramente ci saranno un sacco di fattori chiave, che saranno fattori locali, che saranno poi le cartine di tornasole di queste elezioni. Sono elezioni combattutissime, i sondaggi danno veramente un testa a testa serratissimo. Prima vedevo sul sito Real Clean Politics, che dà un po' una somma di tutti i sondaggi, dà un po' un aggregato generale di tutti i sondaggi, come il Atlas Intelligence, che è un sito di sondaggi e di analisi che nel 2020 azzeccò in maniera abbastanza seria il risultato, in maniera più accurata, da Trump in avanti in quasi tutti gli stati chiave ormai. I fattori saranno tantissimi fattori locali che verranno però poi cumulati a livello nazionale. Una cosa che ad esempio è molto interessante, sul quale io da qualche giorno mi sto appassionando, è questa comunità islamica del Michigan che sostiene Donald Trump. Ieri ancora Trump era in Michigan, era a Warren, e ancora ad aprire il suo comizio c'era il sindaco di Amtrak, che è il sindaco della prima città a maggioranza musulmana nella periferia di Detroit, e è un fattore che è super locale, che è un fattore che non ha una vera implicazione di carattere di grandi partiti o comunque di grande coinvolgimento a livello federale, ma che può determinare tantissimo il risultato elettorale. Altro dato che può in qualche modo inficiare da questo punto di vista è la supposta grande mobilitazione dell'elettorato Amish in Pennsylvania, che sembrerebbe che le comunità Amish, come le comunità Quaker, queste comunità molto religiose che vivono ancora come nel 1500 o ancora prima per dettami religiosi, che sono comunità che hanno sempre evitato di fare politica, si stiano mobilitando perché hanno paura di un'intrusione della politica a livello federale sempre più forte anche nella loro libertà di culto. Quindi saranno una serie di fattori locali che poi andranno a inficiare veramente tanto il risultato elettorale a livello federale. Chiaro, chiarissimo. Beh, anche quello che ci hai detto, insomma, fa riflettere anche invece su alcune contraddizioni, per esempio, della sinistra, no, europea, che
che sposa queste battaglie e le contraddizioni, le battaglie no, per esempio per l'ideologia woke gender, le contraddizioni magari di certe comunità musulmane che votano quella sinistra, magari sono delle comunità non secolarizzate, conservatrici che però si schierano alla sinistra, e invece in America questa saldatura che ci dicevi te tra alcune comunità musulmane che appunto su determinati valori per loro credo non negoziabili non possono votare i Dem se sono così no, inchinati all'ideologia woke. Ma Matteo sì, dimmi Solo Davide. una piccola cosina su questo argomento. È un paradosso che le sinistre europee hanno in qualche modo risolto candidando direttamente queste persone. Ad esempio, cioè, candidando direttamente queste persone, penso anche in America la stessa cosa succede in Minnesota anche in alcuni quartieri del Michigan, candidando direttamente persone come Ilhan Omar o Rashida Tlaib, che poi rappresentano queste frange anche più politicizzate dell'islamismo geopolitico, ma che poi a casa loro diventa progressista. È una cosa che in Europa stanno facendo in qualche modo, è da vedere come già anche in Europa e in Inghilterra, a caso inglese, ha portato alla divisione del partito laburista inglese, dove appunto le parti più islamiche hanno corso indipendenti e hanno vinto dei seggi da sole, o ad esempio il caso del Belgio, dove in Valogna, cosa che l'anno scorso è stata un po' inosservata nei media generali, le comunità islamiche e quindi poi il Partito Socialista che lo rappresenta in qualche modo, si è messo di traverso a un processo di legge che in Valogna voleva inserire il corsi gender nelle scuole, e la comunità più violente, anche violente, perché poi sono stati anche dei casi di violenza con scuole date alle fiamme o situazioni del genere, furono le comunità islamiche della Valogna, non furono estremisti di destra. Sì, anche questo insomma è chiaro, cioè poi alla fine certi nodi vengono al pettine, no? Nel senso che anche queste comunità musulmane non possono mettersi le fette di prosciutto davanti agli occhi di fronte all'ideologia woke. Ma Matteo, vengo da te perché poi tu stai preparando anche la puntata, no, di lunedì e sarà quasi mezz'ora su questi temi dell'America, delle elezioni americane, e allora immagino che hai già tante domande da rivolgere, ecco. Il tempo purtroppo qui è sempre pochissimo, lo dicevo, mannaggia. Beh, a Davide posso chiedere, diciamo, immaginiamoci il peggior esito possibile, ovvero la vittoria di Kamala Harris. Secondo te, come politica estera, come potrebbe cambiare, insomma, gli eventi mondiali negli Stati Uniti? Perché ricordiamoci che Kamala Harris comunque sta cercando, appunto, come dicevi anche tu, Pier Vittorio, di accaparrarsi i voti dei moderati. Non so se avete visto le interviste in TV in cui da Oprah dice proprio di avere un'arma, di possedere un'arma, e quindi cerca di accattivarsi i voti dei moderati un po' più vicini ai diritti delle armi, che negli Stati Uniti sono importantissimi, come tutti sapete. Secondo te, quindi, come potrebbe cambiare la politica estera con una Kamala Harris presidente, e cosa percepisci diverso da Biden? Ma Kamala Harris, secondo me, a livello geopolitico non so quanto cambierà. Sicuramente i trend che sono già in corso andranno rafforzandosi, quindi sicuramente io penso, ad esempio, partendo dal Medio Oriente, sicuramente l'isolamento geopolitico di Israele diventerà ancora più forte, nonostante lei non abbia preso una posizione su questo in maniera troppo chiara, ma sicuramente non è amica e non è supportiva del governo Netanyahu, che ad oggi in caso di elezioni verrebbe rieletto, quindi sarebbe la scelta degli israeliani ancora. Quindi sicuramente penso che da quel punto di vista lì ci sia un continuo isolamento, e quindi un Israele sempre più a geometria variabile in ambito geopolitico. In ambito ucraino-russo non penso ci si possa essere una situazione diversa, perché comunque l'escalation ancora più grande non credo che sia, spero che sia così, spero di non illudermi, basta, nell'interesse non avrebbe un supporto trasversale. Comunque ricordiamoci, i poteri di guerra arrivano dal Congresso, e il Congresso in ogni caso dovrebbe essere una maggioranza repubblicana al Senato, se non salvo sorprese, il Senato dovrebbe in qualche modo bloccare uno scenario del genere, con alleanze anche magari bipartisan con una parte di sinistra, penso a Bernie Sanders, che sicuro non è nella scia della
vaccini, perché ricordiamoci che anche lì Kamala Harris ha fatto questa scommessa al centro. Non sono sicuro che sia la scommessa che la paga, perché Biden aveva una credibilità intrinseca al centro, in quanto essendo un uomo anziano, bianco, con un passato politico di lunghissimo corso, e quindi mobilizzava anche questo tipo di elettorato. La Harris non è detto che ci riesca, e che allo stesso tempo alieni una parte importante del partito a sinistra. Ricordo che già qualche giorno fa Alexandria Ocasio-Cortez, popolarissima deputata di New York della frangia più di sinistra, lei ha criticato Kamala Harris dicendo che inseguire la Cini e la famiglia Cini non è sicuramente il modo di vincere le elezioni. Non ha torto, secondo me, non ha torto né a destra né a sinistra, perché quello lì sono retaggi di un mondo che non esiste più e che elettoralmente non è così influente, e che anzi riporta ad una narrativa del partito della guerra che dubito che sia ancora popolare, soprattutto dopo che il popolo ha festeggiato il ritiro dall'Afghanistan, nonostante fosse disastroso, nonostante che appunto abbiano sempre votato per presidenti isolazionisti e con chiare politiche di de-escalation nell'ambito degli impegni alla lotta al terrore che aveva fatto Bush, sulla scia emotiva delle Torri Gemelle, non in quanto volontà di conquistare l'Afghanistan o l'Iraq. E quindi penso che quella svolta al centro in realtà non rischi di magari non mobilizzare l'elettorato di cui lei avrebbe sempre bisogno, e il Michigan potrebbe essere su questo la cartina di tornasole. Chiaro, anche questo, Davide. E ultimissime domande, no? Prima abbiamo letto tutti questi articoli che spiegavano per esempio i possibili brogli e addirittura di queste macchine elettorali in Kentucky. Si era visto il video per cui c'era un elettore che provava a pigiare la casella di Trump, non ci riusciva e veniva in automatico Harris. Comunque tanti voti già sono stati espressi. Ci ricordiamo quello che accadde, ti ricordi, per mesi e mesi si trascinò la questione per l'elezione presidenziale appunto Bush-Gore, non parliamo di quella del 2020, anche lì uno strascico infinito, con comunque una valanga di voti, tra quelli espressi in maniera con appunto il voto postale, che erano stati assegnati appunto a Biden. Temi che si possa ripetere questo, visto che ormai veramente lo scarto è ridottissimo in tanti stati chiave? E poi un'ultimissima domanda, proprio l'ultimissima, come sta andando invece la collaborazione tra Lega Giovani e i giovani repubblicani, Young Republicans? Ricordiamoci che c'è stata anche una loro delegazione a Pontida al grande raduno, dove erano venuti, ricordiamo, anche Orban e Wilders. Allora, partiamo con la collaborazione molto bene. Stiamo organizzando anche una diretta con la Lega Giovani Basilicata per il 5, dovremmo anche avere un ragazzo da New York che si collega, e per il resto stiamo in contatto continuo anche dopo Pontida. Per quanto riguarda i brogli, giusto per essere rapidi, i brogli ci possono sempre essere perché è un sistema elettorale molto macchinoso, quello americano. Sicuramente la grande affluenza al voto anticipato dovrebbe rendere il tutto leggermente più facile, anche nel tracking dei dati lo sta già rendendo, perché comunque in alcuni stati stanno già contando i voti che arrivano col voto anticipato, e il voto postale quest'anno è comunque ridotto rispetto a quello che fu il 2020. Nel 2020 ci furono anche lettere inviate 2 volte agli stessi elettori, ci fu veramente un marasma incredibile per la gestione del voto postale. Quest'anno sembra che tra voto postale e voto anticipato ci sia una preferenza per il voto anticipato in persona, e questa cosa deve rendere il tutto abbastanza più credibile anche come risultato e come gestione. Perfetto, quindi insomma almeno questo limitato, ridotto. Allora Matteo, a te la conclusione, se ci vuoi dare anche uno spoiler sugli ulteriori temi poi di lunedì, ecco, perché tutto qua cambia. Abbiamo sentito prima gli appelli al voto addirittura di Julia Roberts: donne, tradite Trump, votate no la Harris, le urne. Sì, abbiamo visto anche con i vari dibattiti, abbiamo visto come diceva anche Davide giustamente, con le comunità musulmane che sono anche stanche per come hanno condotto la politica estera ovviamente in Medio Oriente. Non vedo l'ora che sia lunedì, perché mi piacerà poi raccontare
quello che sta avvenendo in questi ultimi giorni. State però sereni, che secondo me Trump questa volta può riuscire a spuntarla. E allora questa è un po' la speranza di tanti, no? Che io mi ricordo l'intervista che appunto conducemmo a Marcello Veneziani, che disse: ma tutti a criticare Trump, abbiamo già visto il suo copione, cioè comunque 4 anni di prosperità e di stabilizzazione, di pace, no? Gli accordi di Abramo, la de-escalation persino con la Nord Corea, che invece adesso manda i militari a combattere in Europa contro l'Ucraina. E allora grazie Matteo, grazie Davide, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a Lorenzo, e ci scusiamo insomma perché come al solito il tempo è volato, non siamo riusciti poi a leggere tutti i messaggi e a fare intervenire tutti quelli che provavano a chiamare. Grazie ancora e allora buon fine settimana. Avete ascoltato la rassegna stampa. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la